primo concorrente in gara della sesta edizione del Coffee Show di Siracusa è Cristian Salerno. Accogliamolo con un applauso, il primo. Ok, Cristian, buongiorno a te. Da dove arrivi? Dalla Calabria. Prima volta nelle competizioni? Sì, è la prima gara questa. Come mai sei qua? Sono venuto a mettermi in gioco, a conoscere nuova gente e a far vedere un po' di me. Come hai conosciuto questo mondo? Come sei arrivato a voler competere? Su internet ho visto sempre baristi più preparati, prendendo spunto, facendo qualche corso di formazione e un po' di allenamento e ci voglio provare. Noi ti auguriamo un in bocca al lupo, tra poco sarà la tua prima occasione. Accogliamo a questo punto doverosamente i giudici. Li accogliamo con un applauso. Primo giudice è Andrea Antonelli della Pulicaf, benvenuto. Sergio Barberisi, Water & More. Andrea Alberghini, Quamar. E il capogiuria, giudice internazionale Luca Ventriglia. La gara consiste quindi in 8 minuti nel preparare 2 bevande definite free pour, quindi con la tecnica di versaggio libero con il brick, e 2 designer latte, quindi la possibilità di utilizzare qualsiasi attrezzo per realizzare la bevanda dichiarata dal concorrente. Notiamo dalla tecnica che sta utilizzando Cristian che la prima bevanda che servirà al giudice è una bevanda free pour, un applauso, quindi utilizza la sua abilità manuale disegnando letteralmente col brick quello che lui ha dichiarato ai giudici su una foto. Infatti sul banco della giuria ci sono 2 foto dei drink che realizzerà in questo caso Cristian Salerno. Tra un po' vi spiegheremo cosa stanno giudicando i nostri giudici. Abbiamo un cigno con 2 rosette, uno al lato sinistro e uno al lato destro. Vi dicevo prima, i giudici stanno analizzando quello che ha dichiarato il competitor e quello che stanno vedendo sulla tazza. Quindi come primo esame vanno a controllare se i disegni sono identici, più verosimilmente possibile uguali alla foto dichiarata. Più è simile, maggiore sarà alto il punteggio. In un'altra parte del giudizio verrà analizzata la schiuma della bevanda, quindi la presenza o meno di microbolle, la realtà proprio di una crema a specchio dentro questa bevanda. Cosa importantissima ancora, ma come tutte, è il contrasto del disegno all'interno della bevanda. Per oggi le imparerò a memoria tutte queste cose. Altra cosa che viene giudicata l'armonia del disegno all'interno della tazza e tra le varie figure, lì dove il disegno sia composto da più elementi. Cosa importantissima poi è la creatività nel eseguire la bevanda. Creatività ottenuta dalla maestria nel lavoro del barista, nell'originalità del disegno e in quella parte fantastica che è la sorpresa che dovemmo guardare sul volto dei giudici. Quindi nel free pour benissimo il cigno con 2 rosette. Nelle ultime 2 bevande, nella parte del designer latte, il nostro Cristian sta preparando un vortex con un fiore. In questo caso, oltre
versare con la lattiera potrà utilizzare qualsiasi altro attrezzo lui ritenga opportuno per rendere verosimilmente quanto più possibile simile la bevanda servita ai giudici con quella sulla foto. Cristian Salerno, dalla Calabria. Tra i vari sponsor che andremo ad ascoltare tra un competitor e l'altro, chiameremo anche dopo un responsabile della torrefazione Moac di Modica, qui in Sicilia, e ci dirà quanto è importante il giusto grado di tostatura, la maturazione della miscela per ottenere un buon cappuccio, quanto sono importanti gli ingredienti nella miscela da poter poi amalgamare e unire col latte. Così via. Poi sentiremo il nostro caro amico Marco della Metallurgica Motta, quindi l'importanza del bricco per fare dei cappuccini, anzi delle bevande al latte, e poi sentiremo Cocci per quanto riguarda i grinder e così via tutti. Stop! Tanto sappiamo sicuramente che il secondo concorrente è già pronto, è Damiano Giarratano, tra pochissimo salirà sul palco. Gara importantissima, tappa valida per la finale nazionale. Quindi avremo un campione che dalla Sicilia volerà a Rimini per rappresentare. Ne saranno due addirittura, benissimo, due che sicuramente rappresenteranno la Sicilia o forse la Calabria in questo caso, però indubbiamente la Sicilia come tappa, come regione ospitante questa tappa meravigliosa. Cristian, i giudici della tua gara sono qui pronti per salutarti. Un applauso ancora a Cristian Salerno.